Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento, un appuntamento particolarmente interessante questa sera. Purtroppo, come già ho anticipato prima, il dottor Diego Giavaria questa sera non può essere presente per malattie di stagione. Purtroppo è capitato, ha avuto un colpo febbrile e mi ha scritto che purtroppo non può partecipare. Quindi tutto l'onere questa sera cadrà sull'architetto Gianni Virgilio, il quale ci farà una lunga carrellata lungo la storia del Friuli, dall'inizio dei Longobardi, o prima, dalle origini, fino al periodo in che si conclude con l'occupazione da parte della Serenissima. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio l'amministrazione comunale che come al solito è sempre solerte e disponibile nei nostri confronti, in particolare all'assessore Comuzzo. Io vi ringrazio di nuovo e lascio la parola all'architetto Gianni Virgilio, che ringrazio per la sua partecipazione. È la seconda volta che viene da noi, ci ha già presentato un libro, I casati del Friuli, estremamente interessante, perché poi parlerò con lui, perché lui ha scritto 10 libri sui castelli e sui casati, poi di questo ne parleremo dopo, che sarà una parentesi finale dopo la descrizione di cui siamo tutti molto curiosi. Io farei per Furlan però. Buonasera a tutti e benvenuti a questi interessanti incontri di Usgnot. Un benvenuto a Gianni Virgilio, è stato un piacere tornare a Viodilo dopo, si sono ricordati di 4 anni fa, mi dice bene di che altre presentazioni come fatto. Io porto i saluti dal sindaco Giovanni Cucci e di tutta l'amministrazione comunale, che è un lavoro grazie al Centro Culturale Sette Torri per il terzo millennio, perché è una realtà culturale che collabora un lavoro con il mio assessorato in particolare, e insieme si fa un lavoro di robis di bielis interessanti. Dunque è veramente un insioramento delle proposte culturali che vengono fatte da questi nostri territori. Ande tanti effettivamente, le loro caratteristiche è che le proposte che fanno sono sempre di un livello buono e tanti svolti elevati. Ecco, come Usgnot, cioè che sicuramente questi incontri sulle storie dal Friuli è un lavoro interessante. Purtroppo noi Furlan dal tempo o siamo restate ignoranti delle nostre storie. E come plan plan anche le scuole si recupera nel senso che le filologiche furlane di diverse realtà stanno pubblicando i testi che ai frus ben presentate le storie dal Friuli, si presentano le lingue furlane, le culture furlane, però tanta l'enchiamo di fare. Purtroppo ho visto news ignoranze di che è le nostre storie e le nostre culture, e questa è un grave dump perché le storie, le lingue fanno parte della nostra identità, e purtroppo noi furlans non siamo a bonde brauros della nostra identità, perché non abbiamo consapevolezza delle nostre peculiarità, dal fatto che abbiamo storie uniche, e dunque veramente queste unicità comportano una serie di conseguenze anche a livello politico amministrativo. Prendi tutto, pensi alle autonomie della regione, no? Friuli, e gli date delle specificità delle nostre
di nostra regione, che è una regione plurilinguale, dove c'è le culture italiane, ma anche che furlane, che slovene, che tedesche, e dunque sono una realtà veramente uniche. E dunque è importante veramente che noi furlans o che abbiamo sempre più consapevolezza dell'importanza delle nostre lingue, delle nostre storie e delle nostre culture. E dunque le serate di Usgnotte sarà senz'altro utile in questo senso. Quando la rinvia, dunque noi a manculcare o saremo più consapevoli delle nostre storie, del valore delle nostre culture. Dunque grazie al Centro Culturale Settettori, grazie al Presidente, grazie a Giampaolo, a tutti gli altri socios e buone serate e buone ascolti. Allora, prima di tutto volevo fare un salto indietro al 181 a.C., prima di entrare in merito ai due argomenti che ho indicato, perché per quanto mi riguarda questa data, che è la data di fondazione di Aquileia, rappresenta una sorta di spartiacque, cioè perlomeno per la storia documentata friulana, cioè un prima e ci sarà un dopo. Il prima ci è raccontato dagli scavi archeologici, i quali hanno stabilito che nel nostro territorio friulano, sin dall'età del bronzo, era abitato da genti provenienti dal nord-occidente d'Italia, qui chiamate Liguri Eugane. Erano popolazioni prettamente pacifiche, dedite all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. Successivamente anche svilupparono degli importanti rapporti commerciali con le popolazioni limitrofe. La caratteristica di queste genti era che proteggevano i loro insediamenti abitativi di poche capanne con il cosiddetto castelliere. Il castelliere è una struttura formata fondamentalmente da dei grossi cumuli di terra che avevano una forma o circolare o quadrangolare, i quali aveva il compito, al limite con una palizzata superiore, lignea, di proteggere ulteriormente questo piccolo centro abitativo di queste antiche genti preistoriche. E alla base di questo tumulo di terra ulteriore protezione era data da un fossato. Per quanto riguarda il Friuli, i castellieri sono diversi, sono stati censiti molti castellieri in area friulana, non tanti quanti l'area istriana, dove ce n'è veramente tantissimi, comunque facenti parte della cosiddetta civiltà dei castellieri, che avevano anche la caratteristica di seppellire i propri morti attraverso degli scavi in terra e dei tumuli superiori. Fra tutti io citerei il Castelliere di Udine, oggi quasi invisibile. Qui si vede benissimo l'andamento, era un andamento che si appoggiava a Piazza Primo Maggio, che un tempo era un laghetto, una raccolta di acqua piovana, e partiva dall'attuale Torre Manin per dirigersi verso Piazza Patriarcato. Poi, per chi conosce bene Udine, faceva via Piave, via Gorghi, arrivava in Piazza Garibaldi, dove all'epoca c'era anche lì un laghetto, per cui avevano un approvvigionamento idrico abbastanza importante, chiudeva su via Rialto per dopo proseguire verso Piazza Libertà. E si appoggiava al colle soprastante, che all'epoca poteva essere benissimo, ultimamente gli scavi ci hanno raccontato che parte di questo colle è di natura artificiale. Comunque sia, anche se non era importante come gli 80 metri attuali che si elevano dalla piazza Primo Maggio, comunque sia era un luogo dedicato probabilmente a zona sacra e comunque di vedetta e di protezione per l'intorno. Era un insediamento abbastanza importante, perché la sua superficie è stata calcolata in circa 25-30 ettari. Il vecchio castelliere, stiamo parlando di 4.000 anni fa, per cui insomma ne è passata di storia, e la stessa città nella sua evoluzione ha cancellato tutte le tracce.
Un occhio esperto, se vuole, può individuare nel tumulo di terrapieno di Piazza Patriarcato quello che un tempo era l'antico terrapieno che avvolgeva, come detto, il villaggio all'interno. Altri esempi sono per esempio il Castelliere di Gradisca di Sedegliano, forse il più antico in terra friulana, datato intorno al 1700-1008 a.C. E al di là del tagliamento, il Castelliere di Gradisca di Spilimbergo, o anche detto Gradisca sul Cosa, attualmente ha una forma piuttosto irregolare perché era appoggiato al fiume Cosa, che nel tempo, straripando, ha mangiato molto di questo terrapieno. E poi nella bassa friulana il Castelliere di Pozzuolo del Friuli, molto disaggregato alla vista del visitatore senza occhio esperto, ma quello che è importante è l'insediamento preistorico di San Mardenchia, il quale con i suoi 600 ettari al centro l'abitato di San Mardenchia era fra i più importanti dell'intera Europa preistorica. Tutto questo, ecco, questa diapositiva è il tumulo di terra, detto anche Agere, una sezione tipo. Qua siamo già a un periodo successivo perché, come si vede, il tumulo di terra è protetto ulteriormente con un muro in pietrame, ma siamo già in epoca successiva rispetto al bronzo medio che ho appena citato. Successivamente, in epoca dell'età del ferro, quindi stiamo parlando intorno al 1200-900 circa a.C., in terra friulana arriva altre popolazioni provenienti da est, i cosiddetti veneti illirici, i quali subentrano più o meno pacificamente a queste antiche popolazioni, tant'è vero che a un certo punto esse spariscono proprio, soprattutto quelle che abitavano la piana padana si rifugiano verso le zone alpine e si confondono con i reti e con i camuni. Nel 400 a.C. circa tutto questo, questa forma anche se preistorica di civiltà o di civilizzazione viene piuttosto cancellata dall'arrivo di altre popolazioni provenienti da nord attraverso la Baviera e il Tirolo e entrano nel nord d'Italia e sono i cosiddetti Galli, con il ceppo celtico di epoca anche romana, perché furono nemici acerrimi degli antichi romani. Per quanto riguarda la nostra area, quella friulana, essi si stabilirono prettamente nella zona carnica, tant'è che la Carnia stessa prende proprio il nome dai Gallo Carni. Quando queste popolazioni, che erano piuttosto bellicose e primitive, si espandono verso la bassa friulana, fondando un centro abitato di notevole importanza nei pressi di Grado, il Senato romano decide che non era plausibile una situazione del genere, anche perché ci teneva in alta considerazione il nostro territorio friulano a protezione proprio dell'Imes verso la zona orientale, dei confini verso la zona orientale. Per cui nel 181 si decide, ovviamente non è una questione che nasce dalla mattina alla sera, si decide la fondazione di una città, di un centro abitato importante che avesse il compito di presidio verso queste zone, anche perché la preoccupazione principale del Senato romano qual era? Se questi Galli si fondono con le popolazioni consimili presenti in Istria, cioè gli Istro-Giapidi e i Liburni, potevano creare una sorta di nazione barbara che diventava una spina nel fianco in questa zona orientale per tutto. Non eravamo ancora in tempi di impero, perché quello nasce con Augusto, comunque il territorio nostro era occupato sin da allora di Roma. Aquileia fu fondata inizialmente da 3.000 fanti con al presso
le loro famiglie. Successivamente queste persone furono integrate con altrettanti 2000 famiglie, per cui fin dall'inizio è un centro abitato notevole, cioè si parla di 10-12 mila abitanti, che per il 200 circa a.C. era un grosso centro abitato. Poi nei secoli si evolse molto rapidamente, tant'è che intorno al secondo-terzo secolo d.C. sembra che in Aquileia ci abitassero 200.000 persone, cioè una città enorme come Verona, per capirci, cioè che andasse il suo territorio, comprese anche le aree periferiche, da Palmanova fino a Grado. Quindi quello che noi oggi vediamo invisibile dagli scavi archeologici è una percentuale esigua di quello che in realtà c'è ancora sottoterra e non è visibile. Questo antico centro venne tenuto in alta considerazione dallo stesso Giulio Cesare, il quale in visita a questi territori decise di fondare altri 2 centri importanti a protezione di Aquileia, che furono Forum Iuli verso oriente, cioè Cividale, e Iulium Carnicum, cioè Giulio, posto verso nord, in piena area gallica, per capirci. Questa situazione venne portata avanti anche dai suoi successori, il famoso secondo triumvirato con Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Leppido, i quali nel 42 a.C. decisero di fondare un centro abitato notevole verso occidente, cioè Concordia, detta poi Sagittaria, perché lì si costruivano, c'era un'altissima produzione di frecce, lance e quant'altro. Se noi poi aggiungiamo che a questi grossi principali centri a protezione di Aquileia c'erano altri di minore importanza, ma comunque fondamentali per questa sorta di enorme campo trincerato, quindi stiamo parlando di Tricesimo, Gemona, all'epoca Trieste stessa, che non era sviluppata come nei secoli successivi, dobbiamo pensare quanto Aquileia fosse tenuta in alta considerazione, tant'è che il primo imperatore romano, cioè Augusto, decide di mettere Aquileia come capitale della 10ª regio Venezia e Istria. Infatti aveva notato che c'era una sorta di continuità sia di popolazione che di usi, costumi e territoriale, che andava dal Veneto fino all'Istria. Se questo grosso centro, sto parlando di Aquileia, fu importantissimo nel passato, quindi la storia del Friuli ci porta veramente agli albori, cioè stiamo pensando che nel 181 a.C., quando fu fondata Aquileia, Annibale era morto da 2 anni, la seconda guerra punica era finita da 20 anni, la terza guerra punica doveva essere da lì a 30 anni, cioè stiamo tornando indietro di tantissimo tempo, in una regione che è sempre stata abbastanza travagliata tutto sommato, ma ha sempre avuto un'importanza fondamentale all'interno di regni. Se tutto questo perdura per quanto riguarda l'importanza, come detto, amministrativa, politica, nonché militare di Aquileia, l'avvento del cristianesimo, soprattutto dopo la morte di Gesù Cristo, diventa importante anche per la diffusione del cristianesimo e per una sorta di evangelizzazione per tutta l'area limitrofa alla Friuli stesso, per cui stiamo parlando del Norico verso nord, della Carniola verso est, l'attuale Slovenia, e dell'Istria, Istria, Dalmazia, tutte quelle zone lì. Dobbiamo citare tra tutti il protovescovo Ermacora, il quale già nel 50 a.C. fu mandato da San Marco a evangelizzare questo territorio. Fu accompagnato dal suo diacono Fortunato e martirizzato nel 70 d.C. Lo sappiamo tutti, è diventato nel tempo patrono dell'intera regione. Ma se furono importanti queste 2 figure proprio per rilanciare anche dal punto di vista religioso
la città aquileiese, fu con il vescovo Teodoro, primo vescovo effettivo di Aquileia, che si ebbe un lancio importante. Siamo intorno al 314, quindi l'anno successivo all'editto di Costantino, che liberalizza il credo, diciamo, cristiano. Con Teodoro si avrà uno sviluppo notevole proprio da questo punto di vista, tant'è che egli favorì la costruzione della prima basilica in Aquileia. Come si vede dalla diapositiva, era formata da 2 aule collegate da un corpo di collegamento. L'aula che io ho indicato come A era dedicata all'istruzione, lì si riuniva il vescovo, presbiteri, diaconi e fedeli, proprio per la diffusione del cristianesimo, mentre nell'aula B essa era dedicata prettamente alla Chiesa. E quello che è importante è il pavimento, perché ormai queste 2 aule col corpo di collegamento non esistono più. Quello che è importante è il pavimento musivo, soprattutto della chiesa B, la quale fu preservata nei secoli grazie alla costruzione dell'attuale basilica aquileiese. L'attuale pavimento coincide esattamente col pavimento di allora. Purtroppo, questo è un po' pone, ma siamo già ai primi decenni dell'anno 1000, purtroppo la costruzione del campanile con questa fondazione massiccia, questa enorme mole della struttura a torre, ha distrutto parecchio, ha danneggiato parecchio il pavimento musivo che era presente nell'istruzione nell'aula superiore, nell'aula nord. Oggi è attualmente visibile, anche se piuttosto malconcio, attraverso l'entrata laterale verso la cripta degli scavi. Questa è un'immagine della Basilica Aquileiese. Come si vede era un pavimento di notevole qualità artistica. Ci saranno anche altri pavimenti musivi nelle chiese friulane, ma mai si raggiunse un livello artistico di questo genere. Diciamo che fondamentalmente questi 760 metri quadri, anche qui torniamo sempre a capo col ragionamento, cioè in una regione come la nostra ci ritroviamo un gioiello di questo genere, no? E la rappresentazione da parte di queste maestranze estremamente capaci era nella rappresentazione scene dell'Antico Testamento. Ovviamente questo perché? Perché all'epoca pochi sapevano leggere, men che meno sapevano scrivere. Lo stesso Carlo Magno a fatica riusciva a siglare la propria firma. E qui ho indicato alcuni quadri in cui si vede l'allegoria del gallo e della tartaruga. Cioè il gallo ovviamente rappresenta la luce, cioè Cristo, e la tartaruga, dal nome che riprende il tartaro, cioè gli inferi, è simbolo del male, per cui questa è una rappresentazione dell'eterna lotta fra bene e male. Altri esempi sono per esempio il mito di Giona, gettato nelle fauci di questo mostro marino. Dopo 3 giorni viene risputato sulla spiaggia, e questo non è altro che il simbolo della morte e resurrezione di Cristo. Ci sarebbe un terzo quadro in cui Giona viene rappresentato dormiente, eccetera, e quella dovrebbe essere la pace eterna. Per cui questo non è un simbolo solamente relativo alla passione di Cristo, che dopo 3 giorni risorge, eccetera, ma dovrebbe indicare la morte e risurrezione di tutti noi. Questo è un altro quadro molto bello in cui viene rappresentato il buon pastore, che tra l'altro rappresenta Dio, nel senso che il buon pastore si prende cura del suo gregge, che siamo noi credenti. Volevo evidenziare anche un altro elemento, sempre facente parte della struttura ecclesiale aquileiese, e cioè il battistero. Il battistero, nato in forma quadrata, fra IV e V secolo viene rimaneggiato nella forma attuale ottagonale, ma quello che è importante evidenziare è
il fonte battesimale, che è esagonale. L'esagono è una figura geometrica molto cara ad Aquileia, perché oltre a rappresentare la rigenerazione in Cristo, eccetera, eccetera, quindi attraverso il battesimo, rappresenta anche il sesto giorno, che è relativo, tutti noi sappiamo, alla creazione. Facciamo un salto a pie pari per quanto riguarda tutto il periodo che da qui ci porta all'arrivo dei Longobardi. È un periodo di continue invasioni che cominciano col 400 d.C. e finiranno col 950, quando gli ultimi ungari verranno sconfitti, per cui sono più di 500 anni di continue invasioni in cui, ma soprattutto quello friulano, verrà annichilito. Cioè questi barbari arrivano da nord attraverso il passo di Monte Croce o il passo di Coccao, eccetera, o da est attraverso l'area di Tolmino e Caporetto, o da sud attraverso la zona carsico-triestina. Sappiamo benissimo che il Friuli è una sorta di porta aperta perché non ha barriere naturali che la proteggono, e questo nel bene e nel male. Cioè, se in alcuni casi questa situazione favoriva i commerci e la trasmissione delle genti, dall'altra parte favoriva anche le grandi invasioni. In mezzo a questo periodo enorme si avrà anche la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476, e da lì inizierà il cosiddetto Medioevo. Dobbiamo aspettare il 568 perché in quell'anno arriva in Friuli Alboino con i suoi Longobardi, il quale, posizionata la propria capitale in Pavia, anche lui aveva visto che era da tenere in alta considerazione il territorio friulano, tant'è che nel voler suddividere il suo regno in ducati, il primo ducato fu proprio il ducato del Friuli, lo consegnò al nipote Gisulfo I. Nel 776 si avrà un'altra calata di gente proveniente dal nord, chiamata questa volta dal Papa Adriano I, il quale, non fidandosi del re longobardo di allora, tale Desiderio, chiamò queste popolazioni, quindi Carlo Magno, a proprio supporto. Carlo Magno non se lo fece dire due volte, scese immediatamente con le sue genti, con le sue armate, e nel 776, dopo molte battaglie intraprese contro i Longobardi, prese Desiderio, se lo portò prigioniero e gli subentrò direttamente nel regno stesso. Carlo Magno, sappiamo benissimo che nella notte di Natale dell'800 decise di farsi incoronare imperatore. Ancora non si parla di Sacro Romano Impero, ma poco ci manca, perché lui voleva ripristinare gli antichi fasti dell'impero romano. Si fece incoronare a Roma dal Papa, come dire: questa corona mi è stata data da Dio in persona, quindi non toccatela. Storia che si ripete anche con altri imperatori germanici, stesso Napoleone, per cui è una storia che si ripete nei secoli. Il suo regno era più che altro proiettato verso le zone poste a nord dell'Europa, escludendo la Spagna. Aveva conquistato la Francia, la Germania, tutti i Paesi Bassi, l'Austria e via così dicendo. Per quanto riguarda l'Italia, come detto, subentrò nei territori del Regno Longobardo. Con lui si avrà l'inizio. Diciamo che Carlo Magno entra in un momento storico tremendo, perché dopo centinaia d'anni di continue invasioni barbariche, la civiltà aveva fatto enormi passi indietro. Quindi noi vediamo che le campagne erano ormai quasi spopolate, proprio perché non c'era alcuno, perché questi barbari venivano con la chiara intenzione del saccheggio, non interessava niente, non avevano una civiltà da proporre, venivano
area italiana perché c'era comunque il mito che in Italia se ci fosse quella sorta di ricchezza da saccheggiare, pronta per il saccheggio, per cui quello che non riescono a rapinare, a saccheggiare e a portarselo nei loro territori di provenienza veniva distrutto. Questo sia per quanto riguarda le costruzioni, i villaggi eccetera, ma anche con le genti, tant'è che alcuni cronisti dell'epoca descrivono l'area friulana biancheggiante e di ossa ormai spolpata al sole, per cui pensate un po' che razza di panorama ci dovesse essere in quel periodo. Quindi Carlo Magno entra in questo contesto dove le città avevano perso le caratteristiche e gli spazi dell'antico impero romano, erano semplici villaggi, non c'era un'amministrazione comunale, non c'era una popolazione borghese, era una riunione di poche genti sopravvissute che vivevano alla giornata. Le strade stesse erano lasciate in totale abbandono da secoli, per cui diventavano pericolose l'essere percorse, anche perché erano battute da predoni di ogni genere e sorta. Quindi la situazione del mare Mediterraneo, che era indicato in maniera molto confidenziale dagli antichi romani come Mare Nostrum, quindi diciamo che se lo sentivano proprio, ed era un motivo anche per collegare tutte le genti che si affacciavano sul Mediterraneo, ora diventa una vera e propria barriera. In questo contesto Carlo Magno deve fare i conti sicuramente, e allora una delle prime cose che si inventa è per esempio la riforma monetaria. Il soldo d'oro, che era la moneta per eccellenza dell'antica Roma, viene totalmente eliminato e sostituito col denario d'argento del peso di 2 grammi e del valore nominale di almeno 30 volte inferiore a quell'altro, per cui come si può intuire non era più ricchezza che circolava ma miseria, semmai, cioè il contrario. Tant'è vero che la poca moneta che riuscivano a utilizzare veniva sostituita il più delle volte attraverso il sistema del baratto. Il sistema feudale, che bene o male fu inventato, questa struttura politica, amministrativa inventata da Carlo Magno, era tutto sommato molto semplice. Era un sistema piramidale con il sovrano in testa, i nobili a vario titolo di importanza a seguire, quindi vassalli, valvassori e valvassini, e poi la base era formata dal popolo minuto, i quali, contadini, servi e artigiani, avevano bontà loro il compito di mantenere tutti quanti. In questo manoscritto inglese vengono descritti i 3 stati medievali di allora, i principali, che sono quello religioso. Fu grazie all'iscriptorium dei monasteri, per esempio mi viene da citare San Gallo in Svizzera o Monte Cassino, furono importanti perché questi amanuensi, questi copisti, riuscirono con la loro opera a trasmettere antichi testi che altrimenti, anche di testi greci, altrimenti sarebbero andati perduti. Dall'altra parte abbiamo i guerrieri che almeno di nome avevano il compito di difendere la struttura sociale, di fatto un po' meno, e poi i contadini, i quali avevano il compito invece di lavorare la terra, mantenere se stessi, ma soprattutto mantenere tutti quegli altri. Tant'è vero che gli ordini cenobiti, i cistercensi, ma soprattutto i benedettini, con il loro ora e labora, volevano incentivare, cioè far sentire che il lavoro ti avvicinava a Dio e ti purificava da eventuali peccati. Era un modo come un altro per tenerli a testa bassa, in modo tale che questi contadini, anche se avevano ben altro a cui pensare che non a una ribellione. È un'economia, una piccola economia domestica, si produce poco, anche perché le esigenze erano esigue. Anche la popolazione, come detto, era sterminata, c'erano pochissimi che dediti alla coltivazione dei campi, per cui la natura stava riprendendo il sopravvento. Se con Longobardi lo si vede perché per esempio l'arte orafa dei Longobardi sopravvive ancora per esempio a Cividale ed è nata con loro.
e i Franchi poi, e quindi tutte queste popolazioni che inizialmente sì erano state anche loro, avevano contribuito a danni, a uccisioni e quant'altro, però erano riuscite a mantenere viva una certa fiammella di cultura e di civiltà, anche se abbastanza primitiva. Con l'arrivo degli Ungari si spense anche questo. Gli Ungari, popolazione proveniente dall'attuale Pannonia, cioè l'attuale Ungheria, discendenti dei terribili Unni di Attila, giunsero a diverse ondate in Friuli, anche a proseguire verso l'area padana, e tutto quello che incontravano distruggevano come i precedenti, se non peggio. Tant'è che la bassa friulana, posta fra il Torre e il Tagliamento, venne dagli storici di allora, dai cronisti di allora, descritta come vastata ungarorum, cioè devastazione degli Ungari. Questo per dire come la società di allora era veramente ridotta alla sopravvivenza. Prima di trovare una certa rinascenza dobbiamo aspettare di Ottone I, perché sia i successori di Carlo Magno, cioè i figli, i 3 figli, sia gli imperatori successivi come Berengario e Ugo di Provenza poco avevano fatto per contrastare queste invasioni barbariche. Forse l'unico che si era preso a briga di contrastarle in un certo modo fu proprio il patriarcato aquileiese. Con Ottone I, salito all'imperio nel 962, anche lui ricalcando quanto fatto da Carlo Magno, cioè si fece incoronare a Roma dal Papa. Ottone I era della casa di Sassonia, germanico. Si assiste a un ritorno di presa del potere e di presa in mano delle redini dell'impero che era sopravvissuto a queste devastazioni. Con Ottone I assisteremo, quindi siamo intorno al IX secolo, X secolo, si assisterà alla calata in Friuli di nobili d'Oltralpe mandati nella nostra regione proprio per presidiare queste zone periferiche. E questi nobili giunti in Friuli non fecero altro che insediarsi nelle strutture difensive che erano sopravvissute ai secoli. Per esempio l'antica torre romana, la quale era una torre di avvistamento, posizionata lungo gli assi principali viari, con il compito preciso di segnalare eventuali arrivi di popolazioni barbare, con fuochi notturni e con fumi durante il giorno. Altre strutture riutilizzate furono quelle tramandate dall'epoca longobarda. Citiamo per esempio i famosi 7 castra raccontati da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum, quando era ancora alla corte di Carlo Magno, il quale descrive alcuni principi longobardi che si rifugiarono in questi famosi 7 castra per rifugiarsi appunto dall'arrivo di popolazioni barbare, in quel caso nel 610 gli Avari. Come si vede nella diapositiva, per quanto riguarda le zone poste in campagna, per dire, non dei centri urbani, erano delle strutture difensive di scarso valore, nel senso che si intuisce subito come un fossato di questo genere con una palizzata in legno ben poco potevano resistere contro la massa di barbari assetati di sangue. Bastavano delle frecce incendiarie e qui in un'ora era distrutto tutto. Dobbiamo aspettare il XII secolo, quindi fra il 1100 e il 1200, prima di vedere strutturato queste forme primitive, iniziali, difensive, questi antichi nobili, in strutture pensate proprio per la difesa. Ho portato come esempio per esempio il castello di Villalta, perché nel castello di Villalta si riesce a leggere tutta la stratificazione che è avvenuta nel corso dei secoli. In questo caso qui si vede in primo piano proprio l'antico Massio,
e si nota subito questa forma tozza dedicata esclusivamente alla difesa. In questo antico disegno del 1480, come si vede, viene evidenziata l'antica specola, quindi la primitiva forma difensiva che era l'antica specola romana, e ci sono dei reperti lapidei con iscrizioni romane che testimoniano questo, e l'ampliamento in questo intorno al 1100-1200 del mastio antico con una prima giro di mura. In questo disegno si capisce molto bene l'evoluzione, quindi la torre, il mastio antico, che non era altro che un grosso palazzone dove viveva all'interno il signore, i suoi familiari, i servi e gli armigeri in vera e propria promiscuità. Non dobbiamo pensare al nobile di allora con gli sfarzi cui siamo abituati in certe cinematografie. Era una vita piuttosto misera, dove si condivideva praticamente il pericolo e anche tutto sommato la sporcizia di allora. La prima forma di centina, quindi di mura, è una forma anulare ed è anche intuibile perché il castello friulano, come tutti gli altri, viene posizionato in cima dei rilievi naturali per aumentare la difesa, e la cinta muraria non fa altro che seguire l'andamento del cocuzzolo del castello stesso. Successivamente, ma siamo intorno al 500, quindi l'epoca rinascimentale, alle strutture murarie primitive, iniziali, si amplierà con forme più ingentilite. Il castello stesso, in quel periodo, fra 5 e 600, viene a perdere la sua funzione difensiva. Siamo dopo la scoperta delle armi da fuoco, poco poteva un muro in pietra contro una cannonata, per cui piano piano trasforma in cosiddetta villa fortezza, e ci sarà un secondo giro di mura per aumentare lo spazio vitale del castello stesso, intenzioni che andranno a completarsi tra il XVI e il XVIII secolo con, per esempio, qui è sempre Villalta, un ampliamento abbastanza importante, con all'interno, però non è questo un ampliamento dovuto a esigenze difensive ma a esigenze civili. Vengono addossate le cosiddette barchesse o gli annessi rustici, con all'interno le stalle, i fienili e i depositi delle derrate alimentari e quant'altro. Qui ho raccolto le 5 fasi principali di ampliamento del castello friulano. Questo è una sorta di manifesto che però è abbastanza comune a moltissime altre situazioni castellane e friulane. Ricordo inoltre che il castello friulano ha la caratteristica di essere piccolo di dimensioni rispetto agli altri esempi, per esempio dell'Alto Adige o della Carinzia o del Tirolo, per non parlare della Baviera. Diciamo che questa nobiltà giunta in Friuli, siamo in una zona periferica, quindi era una nobiltà che non aveva tantissime disponibilità finanziarie, di conseguenza il castello stesso ne risente. Qui ho indicato le 5 fasi principali, basta leggerle, quindi dall'antica torre, il mastio antico detto donjon alla francese. In questo disegno a china degli anni 60 dell'architetto Caccia Dominioni si legge molto bene la struttura evolutiva del castello stesso, quindi nucleo iniziale posto in alto, molto compatto, dedicato esclusivamente alla difesa, e poi man mano gli ampliamenti verso i piedi del colle, che sono esclusivamente dovuti a esigenze abitative e civili. Questo succede per esempio anche a Udine, dove all'antica torre, è una cosa strana questa torre triangolare, perché fondamentalmente l'antica torre è quadrata, cioè se era una torre di avvistamento doveva essere quadrata, cioè i romani non è che inventavano,
si stabiliva che la torre, la specola romana, dovesse essere quadrata, cioè una torre alta 20 metri con base di 5, e così era, cioè non c'era spazio di inventiva artistica, eccetera, per cui questa rappresentazione di questo antico manoscritto, di questo antico disegno con questa forma la trovo piuttosto originale. Comunque sia, anche qui si avranno degli ampliamenti, solo che rispetto al castello visto precedentemente, che è un tipico esempio di castello posto in zona collinare, comunque esterna rispetto ai centri abitati, quindi non inglobava assolutamente il villaggio. Qui invece c'è un'evoluzione che va a tenere dentro anche la struttura civile, e in nuce si avrà lo sviluppo di quella che sarà la futura città. In questo caso si vedono proprio le antiche mura che vengono ampliate, Udine per esempio ne avrà 5, e poi quest'altro disegno acquarellato. Questo è sicuramente di successivo a metà del 500, perché ricordo che nel 1511 ci sarà in Friuli un disastroso terremoto che distruggerà la struttura castellana esistente. A metà del 500 verrà decisa la ricostruzione, ovviamente con figure più ingentilite, e la figura sarà quella di un enorme palazzone. Qua si vede anche l'antica specola in cima, per cui la figura rappresentata qui è esattamente quella che noi vediamo oggi. Se noi andiamo più in basso, questa dovrebbe essere l'attuale piazza San Giacomo. Ho indicato altri esempi di castelli importanti, non tanto per il castello stesso, comunque sia, ma per il casato. Qui viene rappresentato il castello di Prampero. Ahimè, questa figura non esiste più perché è stata totalmente distrutta con gli sismi del 76. Per esempio adesso si è ricostruita la parte posta, questa, mentre invece la torre, ma soprattutto la loggia che ingentiliva ed era molto graziosa e caratterizzava il castello stesso, ormai è persa totalmente. Questo casato viene nominato nel 1025, siamo in epoca pomponiana, e soprattutto fra il 1020 e il 1040 circa si avranno i principali casati friulani, quelli che si sono tramandati dopo 1000 anni fino ai giorni nostri. I di Prampero erano riuniti in consortes, era una forma abbastanza abituale all'epoca. I consorti non sono altro che una sorta di consorzio di discendenti appartenenti allo stesso rami diversi della famiglia, ma più o meno il casato è sempre quello, con il compito di supportarsi e di aiutarsi vicendevolmente in caso di necessità. Questo è il castello di Arcano, anche qui si hanno 3 giri di mura, anche se la struttura edilizia ha inglobato totalmente le antiche forme iniziali, come l'antico mastio e la torre. Faceva parte di un sistema doppio, quello verso San Mauro, che era un po' ai piedi, verso il torrente Corno, è stato totalmente distrutto. La caratteristica di questo casato è che mentre la maggior parte proveniva da area germanica, questo invece proviene da area croata, e lo si capisce dallo stemma araldico, il quale nell'inquadratura si vedono i 3 cani correnti rappresentanti l'antico regno di Slavonia e gli scacchi bianchi rossi, che attualmente è anche nella bandiera croata. Questo ci porta al 925, quando un tal re croato Tomislav riunificò sotto le proprie mani il regno di Slavonia e quello di Croazia. Ho aggiunto a questo casato la casaforte della Brunelde. Era un antico insediamento romano, poi evoluto nella forma attuale, che è più gran casa padronale di campagna, è posta al di là del Colle Pagagna, ma quello che è importante è il nome Brunelde, che si presume derivi da questa Brunechilde, figlia di un re visigoto, e per un brevissimo periodo fu anche regina dei Franchi, solo che all'epoca
gli omicidi eccellenti erano all'ordine del giorno. Quando un re o un imperatore non andava più bene lo si sopprimeva, non è che si faceva una votazione parlamentare. E purtroppo per lei dovette subire questo tremendo supplizio. Siamo nel 603, quindi in epoca longobarda, le fu legato un braccio, una gamba e i capelli alla coda di questo destriero, il quale fu lasciato galoppare libero e morì in questo tremendo modo. Poi ho voluto indicare il castello di Ardegna, anch'esso recuperato dopo i sismi del 76 e subì profondi disastri. Faceva parte di un sistema doppio, quello posto in alto non esiste più, al suo posto c'è la parrocchiale con la torre campanaria, ma quello che è importante è la posizione del castello di Ardegna, il quale è collocato a controllo dell'antica Villa Iulia Augusta, e da queste parti la Iulia Augusta si congiungeva con la strada che arrivava da Concordia, quindi era un importante punto di controllo di chi ci passava. Questo castello fu nominato nella sua storia Langobardoro, in cui cita appunto questi famosi 7 castra, che però non erano, questi erano i più importanti, ma erano altri. Qui ho indicato il castello di Cuccagna. Apro parentesi, attualmente in Friuli ci sono circa 120-150 siti castellani tuttora visibili, ma erano molte centinaia, per cui di tanti distrutti nei secoli, perché teniamo presente che all'epoca anche la nobiltà era una nobiltà rissosa. In Friuli non ci sono tanto i guelfi e i ghibellini quanto i liberi o fideles, che erano di diretta nomina imperiale e sono i primi venuti in regione, e gli altri erano i ministeriali, soprattutto dopo i famosi 2 diplomi di Enrico IV al patriarca Sigeardo, dove il patriarca stesso praticamente diventa vero e proprio duca del Friuli e principe dell'impero tedesco. Ecco, questa suddivisione fra liberi e ministeriali nel 1218 raggiunse una sorta di acme quasi di non ritorno, perché per una faccenda che poteva sembrare di banale interesse, cioè questa Ginevra di Stassodio, detta la Bellissima, viene contesa dai 2 personaggi, tale Odorico di Villalta, che era un libero, e Federico di Cuccagna, che comunque apparteneva a un casato importantissimo perché faceva parte di un consortes con i signori di Valvasone, che era un ministeriale. Alla fine, la storia la faccio breve, Federico la rapisce, se la porta nel suo castello, questo castello di Faedis. Odorico non ci sta, e da lì si forma, a parte l'assedio, una storia della Ginevra che poi diventa una sorta di stato, eccetera, per la vergogna. Ma quello che è importante, che ha valore storico, è che all'epoca si innesca un meccanismo di lotta fra feudatari, dove 2 fazioni sono una contro l'altra, cioè si rischiava di far saltare per aria tutto questo delicato meccanismo che ci erano voluti secoli per stare in equilibrio, proprio perché distruggeva le figure principali di allora, che era questa nobiltà, anche se periferica, tant'è che dovette intervenire il patriarca aquileiese e successivamente anche il duca d'Austria per cercare di ristabilire un minimo di pace. Poi ho indicato anche il castello di Brazzaco, che per me è un castello anche importante, ha una forma, qui non ho inserito la pianta, però ha una forma perimetrale anulare di struttura muraria. Probabilmente così è rimasto da antico tempo, cioè non è stato come Villalta per esempio, non ha avuto questi passaggi evolutivi e ampliamenti vari. Quello che è importante è che questo luogo viene indicato come Braitan, identificato in Brazzaco, già nel diploma di Ottone II nel 983 al patriarca Rodoaldo. In quell'occasione viene donato al patriarca
in realtà non si dona al patriarca, ma si dona al patriarcato come istituzione, nel senso che la donazione fatta al patriarca vale anche per i suoi successori, e in questo diploma viene indicato anche il castello di Udine. Da lì la data che fa iniziare Udine porta proprio al 983 per questo. In realtà, se dobbiamo essere sinceri, l'insediamento abitativo di Udine era presente anche molto tempo prima. Quando nei diplomi viene citato un luogo è perché a quel punto quel luogo è importante, ma era nato prima di arrivare ad essere un luogo importante ci sono voluti anche magari qualche secolo. Abbiamo il castello di Colloredo, anch'esso importante come casato, addirittura si fa risalire a un tale Albano di Valse nel 962, il quale appresso seguì l'imperatore Ottone I per quanto riguarda l'incoronazione del 962. Ricordiamo, apro piccola finestra, che l'area friulana era tenuta in considerazione tantissimo anche da Carlo Magno, il quale aveva formato una marca del Friuli, quindi un luogo con una certa autonomia sia amministrativa che militare. Con Ottone I nel 962, con il suo Restitutio Imperi, la marca del Friuli viene declassata. Ricordiamo che in quell'epoca l'area friulana era devastata da queste continue invasioni e quindi la marca del Friuli viene declassata e viene considerata come contea, anzi peggio ancora, viene considerata come comitato dipendente, cioè contea alle dipendenze di altri, quindi una sorta di tutor che all'epoca era prima la marca di Verona, la marca veronese, e successivamente il ducato di Carinzia. Nel 1025 due appartenenti al casato di Colloredo, tale Liabordo ed Enrico, accompagnarono per lo stesso motivo Corrado II il Salico della casa di Franconia, il quale si fece incoronare anche lui dal Papa a Roma. Di ritorno uno dei due, tale Liabordo, si fermò nelle nostre zone e da lì fece partire il casato, che prima era Mels, poi successivamente si spostò in Colloredo, ma era un casato molto importante, ricco per l'epoca, quindi aveva tantissimi possedimenti in area friulana. Dedicato il castello di Tarcento, non tanto per questo misero resto, quanto faceva parte addirittura di un sistema doppio. La parte alta non esiste più. Del castello inferiore rimane questo lacerto di torre, e per quanto riguarda il castello di Tarcento, oggi castello Frangipane, si ricorda più per il Colle di Goia, il Pignarul del 6 di gennaio, che non per la storia che questo antico castello ha posseduto. Ricordo solamente che il possessore di questo castello fu un tale Caporiaco, Federico, il quale già nel 1112 aveva ben 6 castelli qui indicati. E infine Strassoldo, anche lui indicato come casato importante, del 1035, probabilmente di origine boema, sono indicati come signori di Varian, che questo è un casato che aveva tantissimi possedimenti in Bassa Friulana, decidono di spostarsi molto vicino all'antica via Giulia Augusta per il controllo dei traffici. Questo è un tipico esempio di evoluzione di castello, il quale nel tempo si trasforma in borgo fortificato. E siamo arrivati al patriarcato aquileiese. Teniamo presente che all'epoca questa rissosa nobiltà era tutto sommato governata un altro rissoso individuo che era il patriarca di Aquileia. All'epoca il patriarca era più dedito
all'uso della spada che non della pastorale. Però quello che è importante è che questo patriarcato, soprattutto dopo il 1077, quando diventa duca del Friuli, diventa il riferimento fondamentale per tutta questa confederazione di nobili friulani, e teniamo presente che tutta questa sorta di piccoli potentati molto gelosi della loro autonomia e dei loro possedimenti, quando nel tempo i vari imperatori concedono elargizioni, benefici eccetera a questi signori, pensando che questi potessero governare al suo posto le aree periferiche, facevano un errore madornale. Questi erano interessati a se stessi, ampliavano i propri domini ad uso e consumo personale. Le stesse leggi venivano fatte ad uso personale. Di vita o di morte sui propri sudditi erano gestite direttamente dal nobile di allora. La metropoli di Aquileia viene considerata fra le più importanti ed estese d'Europa, tant'è che andava da Como e confinava con la diocesi di Milano e andava fino al Balaton in Ungheria. Ricordo che metropoli non è altro che l'insieme di diocesi presiedute da altri vescovi, i quali si riconoscono in un vescovo guida che era il patriarca aquileiese. In questo momento il patriarca in realtà è ancora vescovo. Il titolo di patriarca sarà una storia successiva e lo si deve al concilio di Costantinopoli. Cosa succede in quell'epoca? Che l'imperatore di Bisanzio, Giustiniano, si porta appresso il papa di allora, Vigilio, e decidono dei dogmi tramandati dal concilio di Calcedonia del 451 dovevano essere annullati. In particolar modo prende posizioni cosiddette monofisiste, cioè Gesù doveva essere visto sotto l'unico aspetto di divinità, mentre invece questi dotti vescovi di provenienza orientale dicevano che Gesù doveva essere visto nella duplice veste di uomo e di divinità. Questa situazione portò a un vero scontro, tant'è che il vescovo di Aquileia, grazie anche alla metropoli dietro le sue spalle, quindi un enorme insieme di diocesi che lo supportavano e all'aiuto anche dell'imperatore germanico, si mise di traverso e dice: basta, decido io e io mi autonomino patriarca, cioè capo della Chiesa. Teoricamente avrebbe potuto anche emettere delle leggi in campo ecclesiastico, quindi entrò in rotta di collisione totale con l'imperatore di Bisanzio, ma soprattutto con il Papa di Roma, il quale era vescovo sì di Roma, ma patriarca, e questo era possibile solamente con le 5 città che avevano ascendenza petrina, che erano le città dove Pietro era andato a predicare, quindi Roma, Costantinopoli, Gerusalemme, Alessandria e Antiochia. Basta. Intromettendosi il patriarca di Aquileia, il Papa dice: ma come? Questo qua che vive in mezzo ai boschi e ai lupi si permette di venire a decidere sulle leggi mondiali? E quindi rotta di collisione, scisma cosiddetto tricapitolino. Questa situazione, che poteva essere vista esclusivamente dal punto di vista teologico, in realtà era una situazione da leggersi solo, quasi solo dal punto di vista politico. Da una parte Bisanzio, che poi si porta appresso il Papa, ma all'inizio il Papa non era tanto voglioso di far parte di questa squadra. Dall'altra parte il patriarcato di Aquileia, ma dietro c'era l'imperatore di Germania, quindi i due blocchi contrapposti, come anche oggi noi vediamo, Occidente contro Oriente. È una storia che si ripete nel tempo. Il titolo di patriarca di Aquileia qualcuno pensa debba salire a tale Paolino I, quale nel 568 si era rifugiato a Grado per sfuggire all'invasione longobarda. Qualcun altro chiama in causa il vescovo Elia, che anch'egli si era rifugiato a Grado
e fu anche tra l'altro artefice della costruzione della bellissima basilica di Santa Eufemia. Qui ho indicato il pavimento musivo di Santa Eufemia, che però ha un valore artistico inferiore, se ci potesse fare una categoria rispetto a quello di Aquileia, lo si vede subito. Queste sono forme geometriche pure semplici, anche se molto articolate, eleganti, eccetera. Dall'altra parte si hanno delle vere e proprie fotografie, cioè i visi nei pavimenti musivi di Aquileia sono veramente espressioni delle fotografie del benefattore, del vescovo e di quant'altro, perché si differenziano molto anche nelle sfumature, no? Sono passati 400 anni una dall'altra, è ovvio che le maestranze non erano più le stesse. Io propendo per arrivare a Giovanni IV, il quale nel proclamarsi vescovo di Aquileia, nell'insediarsi ad Aquileia, si proclama lui stesso summus patriarca. Con lui tra l'altro inizia anche la doppia sede del patriarcato di Aquileia e quello di Grado. Tra l'altro quello di Grado nel tempo si trasferirà a Venezia, e il caso vuole che quando il patriarcato di Aquileia viene soppresso dal Papa nel 1751, continua quello di Venezia. L'attuale vescovo di Venezia è chiamato patriarca, tutto sommato, che è una sorta di vendetta. Poi ho citato il Popone, il quale a lui si deve l'attuale basilica come la vediamo oggi. E anche questo patriarca, che tanto fece per Aquileia, anche lui come tanti altri era forse più di altri abituato all'uso della spada, invase più volte Grado portando via le reliquie e quant'altro. E infine voglio citare due diplomi che fecero sì che il patriarcato aumentasse il proprio potere feudale, e questo è Ottone II con il suo diploma e Enrico IV di ritorno da Canossa. Anche qui la storia la conosciamo tutti, fu scomunicato, siamo all'interno della lotta per le investiture, dove Papa e Imperatore volevano arrogarsi il diritto di nominare i propri vescovi. Ricordiamo che all'epoca il vescovo era un capo amministrativo e militare, i cosiddetti vescovi conte, che avevano in mano anche le redini di quelle poche città che ancora riuscivano a sopravvivere, quindi erano un potere importante da mantenere. Fra tutti questi vescovi conte, il più importante fra tutti era proprio il vescovo di Aquileia, quindi gli viene firmato in questi due diplomi, quindi si suppone 3 aprile 77, dove viene donato la contea del Friuli, e quest'altro dell'11 giugno che gli viene donata la Marca di Carniola, quindi la Slovenia, e il Comitato d'Istria. Come si vede, il feudo patriarcale già intorno all'anno 1000, cioè all'arrivo di Popone, aveva una dimensione non da poco. Ricordiamo che stiamo parlando di feudo, quindi non di diocesi. La diocesi era dovuta a, come dire, un'influenza di tipo ecclesiastico. Il feudo era una vera e propria proprietà. Qui infine ho indicato la croce monogrammatica del IV secolo, attualmente custodita in Vienna, dove in questa forma viene indicata la Xi, quindi Cristo, Chi, Rho, e il Rho che è questa lettera qua, Alfa e Omega, l'inizio e la fine. Cioè praticamente qui era chiusa un po' tutta la storia della fede in Cristo, eccetera, eccetera. Qui sono i 3 potentati che hanno dominato il territorio friulano in vari tempi e modi, quindi l'Aquila patriarcale fino al 1420, l'arrivo di Venezia, il Leone di San Marco da lì in poi, quindi 1420 arrivo di Napoleone, e infine l'Aquila asburgica che già nel 1335 era importante in quanto come duca di Carinzia, ruolo che fu rivestito anche dal conte di Gorizia, per esempio, che fra tutti i nobili friulani era forse il più potente di tutti.